Consiglio, FDI accusa Pietrosante, la lista impegno per Bassano. Bassano nuove mire su San Lazzaro e scoppia la polemica in Consiglio Comunale. Tribunale della Pedemontana, il Consiglio regionale sollecita Governo e Parlamento ad approvare la legge. Addio ad Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, ancora vivo il suo ricordo a Bassano. Un fiume di alpini dal Ponte Vecchio di Bassano verso Genova con un ricordo della propria terra. Una targa sotto la Magnolia per Stefano Angonese, il 13enne travolto e ucciso da un'auto a Conco. Iniziano 5 settimane di asfaltatura lungo il tratto vicentino della strada statale 47 Valsugana. Cervo intrappolato dentro l'aeroporto di Asiago Romeo Sartori si libera dopo 6 ore. Esercitazione PEIMAF, simulato un maxi incidente stradale per testare la prontezza dei soccorsi. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. Lo avete sentito dai titoli: polemiche roventi a Bassano dopo la bocciatura di una variante in Consiglio Comunale. Fratelli d'Italia rimanda le polemiche al mittente e fa nome e cognome di chi avrebbe impallinato l'assessore Andrea Zonta. Ci sono stati degli astenuti e hanno dei nomi e cognomi, ci sono stati delle persone che hanno votato contro e hanno un nome e cognome. Il resto sono tutte idee, sono anche strategie molto probabilmente per metterci nell'angolo, per continuare a puntare il dito contro Fratelli d'Italia. Non ci stanno i Fratelli d'Italia bassanesi a farsi dare dei traditori dopo lo scivolone in Consiglio Comunale sulla variante che avrebbe dovuto portare alla costruzione di un condominio in Santissima Trinità. In quell'occasione la maggioranza è andata sotto e qualcuno legge in questo dato di fatto la volontà di impallinare l'assessore all'urbanistica Andrea Zonta. Se di impallinamento si tratta, fanno notare i meloniani, non è certo a causa loro. Il dato di fatto è che Gianluca Pietrosante ha votato contro e ha votato contro pur avendo dichiarato anche qualche giorno prima la completa lealtà al sindaco, che in questa occasione aveva votato a favore di questo punto dell'ordine del giorno, e ha votato contro e ha fatto in modo che quello che era l'ordine del giorno non passasse. Questa modalità è stata esattamente quella che poi ha portato noi di Fratelli d'Italia al deferimento, che poi a sua volta ha portato alla esclusione o comunque ad abbandonare a Gianluca Pietrosante, ad abbandonare il gruppo di Fratelli d'Italia e mettersi in proprio. E non finisce qui, perché riguardo allo scapigliato Pietrosante, Gian Gregorio ha pure un consiglio per Finco. Questo mettersi in proprio fa parte della sua modalità, che chiaramente in questo momento il sindaco per lui è un qualcosa che deve essere affrontato e comunque tenuto sotto controllo. Come dire, adesso è un problema del sindaco, ma sarà interessante sentire cosa ne pensa il diretto interessato. Nel frattempo, nel mirino di Fratelli d'Italia finiscono anche gli astenuti di impegno per Bassano. C'è stata comunque una parte di questa maggioranza che è impegno per Bassano, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, che si è astenuta, e anche questo ha contribuito affinché il punto non passasse. Queste situazioni sono già avvenute nella passata amministrazione e il gruppo politico di cui parlo comunque aveva già dato, ha dato dei segnali forti a suo tempo, e non vorrei che questo avvenisse anche adesso. Insomma, benvenuti al Gran Ballo di Bassano. Chissà chi resterà con la proverbiale scopa in mano quando si ferma la musica. San Lazzaro ancora sotto attacco? Questa clamorosa indiscrezione emerge dall'ultima riunione del Consiglio Comunale bassanese e le opposizioni salgono subito sulle barricate. San Lazzaro, quella zona che va da via Cartigliana a Rambolina e la superstrada pedemontana veneta, deve essere difesa. No, non siamo tornati indietro nel tempo fino alle battaglie contro il progetto di un nuovo insediamento a San Lazzaro. Quel tempo è passato e ha lasciato il segno, ma in Consiglio Comunale a Bassano è successo qualcosa che ha fatto tornare la memoria a quelle vicende. Tutto parte da questo intervento del sindaco. Sentite. Ricordiamoci che se nel 2026 il piano mare è ancora così com'è, è perché purtroppo abbiamo vissuto in un'epoca di no. Perché qualsiasi tipo di riforma, qualsiasi tipo di cambiamento a questo paese fa paura, e quindi è più facile dire di no e mantenere sempre tutto lo status quo piuttosto che dire ma proviamo a cambiare, no, rinnovare. Beh,
E il no ci ha portato oggi ad avere determinate zone della città che sono ancora, al di là delle amministrazioni, di destra o di sinistra, di chi è passato, hanno ancora ovviamente una soluzione da trovare. Queste dichiarazioni, inserite in un discorso più ampio da parte del primo cittadino, hanno fatto accendere tutti gli allarmi di prossimità dell'opposizione, che hanno usato, come si suol dire, qualche progetto in arrivo di nuovo su San Lazzaro e dintorni. Tra le righe abbiamo inteso senza troppa fatica che si riferiva evidentemente a quell'insediamento produttivo che è stato bocciato dal Consiglio Comunale qualche anno fa e che puntualmente adesso si ripresenterà, anzi sicuramente si è già ripresentato, quindi non è arrivato ufficialmente in Commissione e in Consiglio, ma ci aspettiamo che arrivi. Noi siamo contrari perché abbiamo detto mille volte che ci sono tantissimi capannoni vuoti, molte strutture inutilizzate e bisogna utilizzare quelle. La minoranza bassanese allarga la visione e chiama a raccolta anche chi si sta battendo contro il progetto di un maxi agrivoltaico a Rosà. Perché, ricorda Poletto, la terra non ha confini. Da San Lazzaro parte quel parco delle Rogge che coinvolge poi anche Cartigliano e anche Rosà. Anche il tema dell'insegnamento agri-fotovoltaico a Rosà si insedia sempre di fatto nella stessa zona, perché poi il terreno non ha confini. Quello è un pezzo di territorio che, ripeto, che è rimasto tutto sommato abbastanza vergine, insomma naturale, che coinvolge addirittura 3 comuni. Come noi abbiamo sostenuto Rosà nel difenderlo dall'insediamento agri-fotovoltaico, ci aspettiamo che anche Rosà e Cartigliano siano al nostro fianco per difenderlo. Tocca al Parlamento approvare la riforma della geografia giudiziaria che prevede anche l'istituzione del Tribunale a Bassano. Per evitare che il provvedimento rimanga nei cassetti si muove il Consiglio regionale Veneto. Una nuova spinta istituzionale e politica per riaprire le porte degli uffici giudiziari di via Marinali a Bassano arriva dalla consigliera regionale della Lega Morena Martini, che ha depositato una risoluzione indirizzata al governo centrale. La risoluzione si è resa, diciamo così, necessaria per impegnare il governo, ma soprattutto per ricordare al governo che noi come territorio bassanese aspettiamo veramente l'apertura del nostro Tribunale della Pedemontana. Quindi è un sollecito ad impegnarsi a portare prima della fine di questa 19ª legislatura quanto già scritto nelle norme, nelle leggi che sono state fatte. I dettagli della risoluzione saranno presentati questo lunedì 4 maggio in una conferenza stampa alla presenza di sindaci, associazioni di categoria e parlamentari, tra cui il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Sul disegno di legge del ministro Nordio inizia ad allungarsi l'ombra di fine legislatura, fra poco più di un anno. La cosa importante è che si faccia non solo prima della fine della 19ª legislatura e quindi nel 2027, ma noi auspichiamo che venga fatta prima della fine dell'anno per una serie di questioni legate anche ad altri tribunali presenti nella stessa norma. La consigliera Martini ribadisce l'importanza di superare le contrarietà esistenti. Noi, ripeto, bassanesi del territorio della Pedemontana, non vogliamo rubare nulla a Vicenza, anzi l'atteggiamento di Vicenza ci sembra veramente, l'ho già detto, anacronistico. Non ci aspettiamo il muro di chiusura totale e tutta questa battaglia contro. Ecco, questa non rende giustizia né a chi la sta facendo, ma permettetemi, neanche a tutti quei consiglieri regionali eletti anche con i voti dei bassanesi. A questo proposito, allora noi vi chiediamo tribunale sotto assedio, diteci la vostra al numero 340 321 8379 o all'email bassano@medianordest.it. Ieri sera la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico. Ancora vivo il suo ricordo anche a Bassano. Una vita divisa in 3 parti per Alex Zanardi, prima e dopo il 2001 e poi dopo il 2020, data dell'ultimo drammatico incidente in Toscana.
prima quella da pilota, culminata con la Formula 1 tra il 1991 e il 1994, poi quella da atleta paralimpico con la handbike, la bicicletta adattata alla sua vita senza gambe, che lo ha portato a conquistare 8 medaglie alle Paralimpiadi. Dopo il primo incidente sul circuito automobilistico di Lausitzring in Germania, che gli costò l'amputazione delle gambe, reagì e iniziò una seconda vita. Emozionanti i suoi frequenti incontri con i giovani, questo a Bassano nel 2019. Arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che chi ti stava di fianco, l'avversario ideale che tentavi di battere, è effettivamente rimasto indietro. Da atleta paralimpico ha partecipato a tutte le maratone più importanti, compresa quella di Padova e Venezia, vinta più volte. Per me è un po' la maratona di casa, io proprio da casa parto direttamente con la mia handbike e arrivo lì a Villa Pisani per la partenza con grande facilità, quindi un appuntamento imperdibile. Strettissimo il suo rapporto con gli sportivi e i tifosi durante gli allenamenti sui Colli Euganei, che frequentava spesso, ad esempio Galzignano Terme era uno dei suoi punti di partenza preferiti. Veniva fermato per un incoraggiamento o un selfie da quegli stessi sostenitori che ora attendono di tributargli l'ultimo saluto. È tutto a posto? Benissimo, te? Sempre sotto, eh? Hai finito? Sì, per oggi sì, stasera anche spinning, per cui leggero. Un fiume di alpini dal Ponte Vecchio di Bassano verso Genova con un ricordo della propria terra. Una provincia, 5 sezioni, centinaia di gruppi e migliaia di penne nere, un fiume di penne nere che dal Ponte Vecchio, il ponte che porta anche il nome degli alpini qui a Bassano, arriva a Genova per la Dunata nazionale con un ricordo della loro terra. Una forma di Brenta oro per ogni gruppo di alpini della provincia di Vicenza. Ancora una volta Latterie Vicentine non manda gli alpini a mani vuote alla Dunata e per il 2026 la cooperativa ha deciso di organizzare la cerimonia di consegna del formaggio partendo con una mini sfilata dal Ponte Vecchio. Pardon, degli alpini. È diventata una nostra tradizione quella di radunare gli alpini a una settimana dal via della Dunata e quindi siamo felici oggi di vedere così tanta gente, così tanta partecipazione. Il nostro è un momento di vicinanza e di solidarietà verso un gruppo che ha fatto tanto per il territorio e per gli altri. La Dunata è vita, emozioni, ricordi, orgoglio alpino, ma è anche voglia di fare festa, con quel qualcosa in più che le penne nere si porteranno da casa nella loro cambusa genovese. Il formaggio che diamo loro per appunto omaggiarli della partecipazione nella Dunata è il nostro cavallo di punta, che è il Brenta oro, e poi posso dire, stare assieme bisogna saperlo fare e loro sono un esempio anche in questo. Sul ponte anche il sindaco che sposa in pieno l'iniziativa delle latterie e degli alpini. A Bassano è la città degli alpini, quindi sono sempre benvenuti loro, tutti coloro che amano questa città e tutti coloro che hanno nel loro DNA i valori alpini. Quindi quando Latterie Vicentine ci ha fatto questa richiesta, ovviamente abbiamo detto il ponte è a vostra disposizione e anche oggi insomma è una grande giornata di festa. Grazie alla generosità di Latterie Vicentine e alla capacità degli alpini di fare gruppo, la Dunata di Genova avrà in dote anche un po' del cuore bassanese delle penne nere. Noi portiamo la realtà del ponte, la realtà che è fatta di condivisione, amicizia, sportività, sorrisi e modo di vivere la vita con coerenza, con serenità, con passione e serietà soprattutto. Oggi siamo qui sul ponte degli alpini, le 5 sezioni vicentine riunite grazie a questa occasione organizzata da Latterie Vicentine, ma in fin dei conti è una piccola mini adunata, siamo qui tutti quanti in festa, la giornata è meravigliosa ed è questo che noi porteremo a Genova. Una targa con foto e dedica sotto alla magnolia piantata per Stefano Angonese, ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre a Lusiana Conco. Una targa con una frase che recita: un albero per ricordare Stefano, un'anima che continua a fiorire nella nostra memoria. Diciamo che richiama la magnolia perché sarà una compagna d'avventura a nome di mio fratello che accompagnerà tutti i nuovi studenti dell'istituto.
Una targa in memoria del piccolo Stefano Angonese, il 13enne travolto e ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre a Tortima di Lusiana Conco, a pochi metri da casa. La targa è stata collocata proprio sotto alla magnolia piantata in suo ricordo nel giardino della scuola, l'istituto comprensivo Padre Mario Pozza. La frase è stata scritta dall'istituto e dai suoi compagni di classe, di scuola. Abbiamo messo una lastra di marmo e con accanto una foto. È stata fatta a giugno ad Arezzo, che è andato in vacanza insieme a un suo compagno di classe, insieme alla mamma anche la mamma del suo compagno di classe. Mi diceva, mentre eravamo in chiamata: Samuele, vorrei la motocross. A 14 anni studio per il patentino. Infatti questa foto è stata tratta che mentre la guidava uno e diciamo: dai, aspetta ancora un po' che a 14 anni ti fai il patentino, dicevo sempre. Ma le iniziative per mantenere vivo il suo ricordo non si fermano qui. Una signora anonima ha voluto donarci una panchina e metterla nel parco giochi come punto di ritrovo per tutti i suoi compagni di classe, ma anche non solo, per tutti i ragazzini, per tutti i bambini che passeranno, come punto di riposo a nome di mio fratello. E poi una borsa di studio a lui intitolata, destinata agli alunni e alle alunne dell'istituto secondario di primo grado di Conco. Insieme alla scuola abbiamo deciso, come monito per tutti gli studenti, di fare una borsa di studio collegata a una delle sue più grandi passioni, la bicicletta. Come argomento è stato scelto la bicicletta attraverso la storia e speriamo che sia un'iniziativa che continuerà nel corso degli anni. Riguarda un PowerPoint e viene fatto sia una parte in lingua inglese e una parte più rilevante verso la storia. Ora il suo nome brilla anche nel cielo con una stella per lui. È stata anche una sorpresa per noi la stella, perché all'inizio è stata fatta per un evento, infatti noi non lo sapevamo. Dopo, guardando bene tutte le carte, abbiamo scoperto che la stella è sotto la costellazione del segno zodiacale di quando è nato Stefano. La presenza di un cervo maschio adulto nell'area dell'aeroporto Romeo Sartori di Asiago ha tenuti impegnati per oltre 6 ore i vigili del fuoco supportati da agenti e tecnici della Polizia Provinciale di Vicenza. La presenza dell'animale era stata segnalata intorno alle 9 di questa mattina. L'obiettivo era riuscire a circondarlo per eventualmente sedarlo e riportarlo nei boschi. Il cervo è riuscito però ad evitare le attenzioni che gli erano state riservate nonostante i rinforzi arrivati. Verso le 3 del pomeriggio è uscito autonomamente, facendo tornare alla base tutte le forze intervenute. Passiamo alla prossima notizia. Si annunciano settimane di passione lungo il tratto vicentino della strada statale 47 Valsugana. Iniziano 5 settimane di asfaltature. La strada statale 47 Valsugana sarà ancora sottoposta a cantieri nelle prossime settimane. Dopo il lungo intervento sul sovrappasso di Via Velo a Romano Dezzelino, tocca ora al fondo stradale e alla pavimentazione in tratti saltuari che arrivano fino a Primolano, in comune di Valbrenta. Da questo lunedì 4 maggio fino a venerdì 12 giugno sono 29 i chilometri interessati dai lavori di risanamento, come li ha definiti ANAS, dal chilometro 44 all'altezza dell'abitato di San Giacomo fino al chilometro 73 al confine con la provincia autonoma di Trento. Per consentire i lavori è previsto il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni nei tratti con 4 corsie e il senso unico alternato con semaforo o movieri lungo le rampe e nei centri abitati. In particolare a Carpanè, località già interessata ordinariamente da code e rallentamenti, e all'altezza di Campolongo, i cantieri nella prima settimana dal 4 al 12 maggio saranno effettuati di notte per contenere l'impatto sulla circolazione. È prevedibile che ovunque ci saranno restringimenti si formeranno colonne in entrambe le direzioni, anche per il limite di velocità che sarà abbassato a 50 km/h nei tratti a carreggiate separate, a 30 dove la carreggiata è unica lungo le rampe e nei centri abitati. La pazienza di automobilisti e camionisti, c'è da giurarci, sarà messa ancora una volta duramente alla prova. 56esima edizione di Umoristi Amarostica dedicata alla speranza, a raccontarla quasi 400 artisti da tutto il mondo.
La speranza è il tema della 52esima edizione di Umoristi a Marostica, concorso internazionale di grafica che ha visto la partecipazione di 396 autori da 62 paesi del mondo. In questo periodo così difficile e contraddittorio, la speranza si è rivelata una scelta azzeccata, non semplice ottimismo, ma forza interiore capace di sostenere l'essere umano nei momenti più duri. Abbiamo visto un'adesione soprattutto di tanti artisti iraniani, ben 46 iraniani subito dopo gli italiani, poi abbiamo avuto come sempre anche autori cinesi e turchi. Questo per comprendere bene come il mondo sta pensando e sta valutando questo momento così difficile. Il premio internazionale Umoristi a Marostica è stato assegnato pari merito a 10 artisti provenienti da altrettanti paesi e c'è anche l'italiano Bernardino Boifava. Grand Prix internazionale scacchiera 2026 all'iraniano Heibat Ahmadi ed è suo connazionale Amir Degan premio speciale Sandro Carlesso. Alla vicentina Francesca Vignaga il premio speciale Marco Sartore. E la 52esima edizione si è arricchita del nuovo premio Elena Xausa dedicato a giovani artisti, istituito in memoria dell'illustratrice marosticense scomparsa nel 2022. Vincitore l'artista turco Tuna Ceylan. Ma c'è di più, è stato donato alla città il prestigioso archivio che racchiude quasi 60 anni di edizioni con oltre 13.000 opere, custodito nell'ex scuola per l'infanzia di Vallonara. La volontà, al di là della messa in sicurezza in quella che è la frazione di Vallonara all'interno dell'ex asilo, è quello di realizzare uno spazio condiviso dove poter accedere in modo anche guidato a questo patrimonio unico nel suo genere, che ripercorre la storia d'Europa e dello stesso mondo. Le opere vincitrici saranno esposte dal 9 maggio al 7 giugno al Castello Superiore. E adesso invece alcune notizie dal territorio. La dottoressa Stella Zambolin ha cessato il proprio incarico di medico di medicina generale a Bassano del Grappa. Gli assistiti sono invitati a effettuare una nuova scelta del medico rivolgendosi al proprio distretto di appartenenza oppure online tramite il portale aziendale. Domenica, in occasione di Poppala, nello storico campanile di Lusiana Conco, sarà aperto al pubblico e visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.30. È dotato di una scala interna che permette di raggiungere la cella campanaria per ammirare il panorama. È online il nuovo sito dell'Ul7 Pedemontana, una piattaforma completamente rinnovata, pensata per essere più semplice, intuitiva e vicina ai bisogni dei cittadini. Un restyling che non è solo grafico, ma che punta a rendere più immediato l'accesso alle informazioni e ai servizi. Lezione di educazione stradale per gli alunni delle prime medie di Cassola. A spiegare loro nei giorni scorsi l'ABC della mobilità sostenibile è stato l'esperto Tiziano Franchin, ex vigile e socio FIAB. 2 ore di teoria e pratica in ogni classe per un totale di 6 classi prime. Si è concluso un altro straordinario viaggio di conoscenza con la cerimonia di chiusura della 26esima edizione del Centro di Cultura in Villa Morosini Cappello a Cartigliano. Da ottobre 2025 ad aprile 2026, 25 lezioni hanno dato vita a un mosaico di saperi e passioni. Domenica 17 maggio alle 17 la Biblioteca Comunale di Mussolente inaugura la nuova aula studio all'aperto con un evento tutto da vivere, un tè con Jane Austen. Nel giardino della biblioteca sarà allestito un elegante tè con merenda in stile Regency, accompagnato da letture e musica dal vivo. Sabato 23 maggio ritorna a Cittadella Run 5 Women, un bellissimo percorso da camminare o correre in compagnia, adatto a qualsiasi età. Partenza alle 20 da piazza Piero Bon. I proventi verranno completamente devoluti alle associazioni Insieme per Mano ed altre parole. È stato inaugurato il nuovo parco San Giorgio e il Drago a San Giorgio delle Pertiche proprio in occasione della festa del Santo. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con l'associazione Aperishow. A Fontaniva è stato simulato un maxi incidente stradale per testare la prontezza di risposta dei soccorsi. Si tratta dell'esercitazione PEIMAF.
l'investigazione di un maxi incidente stradale che ha coinvolto medici, infermieri, operatori e autisti, SUEM 118, forze dell'ordine, carabinieri, vigili del fuoco e ancora polizia municipale, protezione civile, la Croce Rossa italiana e l'associazione SOS Alta Padovana. Si è svolta al Parco Brentaviva di Fontaniva l'esercitazione PEIMAF, acronimo di Piano Emergenza Interno, massiccio afflusso di feriti. Abbiamo iniziato da stamattina alle 7 con la preparazione degli attori, con il trucco e parrucco degli attori, dopodiché sono stati posizionati i feriti all'interno delle macchine e alle 8:37 è scattata l'emergenza con la prima chiamata di una persona che ha simulato di essere una stante, di aver visto l'incidente e ha chiamato il 118, per cui poi il 118 ha attivato tutta la catena dei soccorsi e il piano PEIMAF. È stato un bello stress test perché i feriti erano molti, ma soprattutto erano molti i feriti critici. In questo modo ci ha permesso di capire qual è poi la capienza massima che l'ospedale di Cittadella può dare per un massiccio afflusso di feriti in una circostanza così. Un documento operativo obbligatorio per far fronte a eventi calamitosi o incidenti di grande entità. Grazie al PEIMAF è emerso che l'ospedale di Cittadella è in grado di accogliere 5-6 feriti critici e stabilizzare e trasferire gli eventuali altri pazienti verso ulteriori unità ricettive. L'obiettivo è intanto conoscere il piano PEIMAF intraospedaliero e sapere che ogni figura ha il suo ruolo, sapere dove cercare le cose, come cercarle e come metterle in atto. Ed è fondamentale perché se non si fa un'esercitazione anche frequente con questa tipologia è difficile poi che se l'emergenza è reale si dia una risposta corretta e pronta. Questa sera alle 21:15 il film L'Orso, regia di Jean-Jacques Annaud. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Dopo la sigla, le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.